Buonasera a tutti i telespettatori di Radio Adige TV, proseguiamo con la nostra corsa verso le elezioni regionali 2020. Oggi abbiamo ospite Massimo Giorgetti, vicepresidente attualmente del Consiglio regionale, ma candidato evidentemente anche per la prossima corsa elettorale. Benvenuto. Grazie, benvenuto e buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori. Allora, ricordiamo che lei è stato eletto con più di 8.000 voti nella scorsa legislatura, anzi nella legislatura corrente, nelle fila di Forza Italia. Adesso a settembre si presenterà invece con Fratelli d'Italia. È un po' un ritorno alle origini. Sì, io ho iniziato a fare l'attività politica in Alleanza Nazionale. Sono stato eletto la prima volta in Regione in Alleanza Nazionale, che poi è confluita all'interno del Popolo delle Libertà. Alla fine del percorso del Popolo Libertà c'era solo Forza Italia e quindi io ho proseguito all'interno dell'unico partito di centrodestra che ancora era rimasto. Nato poi successivamente Fratelli d'Italia, a cui ho aderito, ma diciamo che ho sempre tenuto nei vari passaggi quelli che sono le posizioni di programma, di valori e quant'altro del centrodestra e della destra di governo. Lo ha appena ricordato, lei è in regione dal 1995, 5 legislature consecutive e se non è un record poco ci manca. Cosa la motiva a riprovarci anche al prossimo giro, il 20 e il 21 settembre? Ma guarda, io volevo anche smettere. Poi mi è successo un paio di volte l'incontro con alcuni amici, ma anche con persone comuni che mi fermavano al bar e mi dicevano: ti candidi, vero? E dico: ma sì, sto vedendo. No, candidati, perché da quando non ci sei Verona ha avuto poco, noi ci fidiamo di te. Ecco, quindi questo, al di là dei programmi, il fatto che qualcuno mi dicesse vai che ci fidiamo mi ha convinto a rimettermi in gioco. Ecco, che per chi non conoscesse appunto anche Massimo Giorgetti, soprattutto nella sua storia iniziale, perito agrario, alpino, paracadutista, agente di commercio e quindi una lunga gavetta anche ovviamente politica qui a Verona, perché è già presidente di AGE, che poi lo abbiamo ricordato nel 95 l'ingresso nel Consiglio regionale. In 25 anni lei ha avuto diverse deleghe importanti, ricordiamone alcune: è stato assessore all'ambiente, assessore ai lavori pubblici, all'edilizia scolastica, alla sicurezza, all'energia. Come l'ha visto cambiare il Veneto in questo quarto di secolo? Ma allora, all'inizio, diciamo, quindi 95, ricordo, era la fine della Prima Repubblica, l'offerta politica ai cittadini italiani e veneti era cambiata, è nata appunto Forza Italia, è nata la destra di governo, allora Alleanza Nazionale, e la stessa sinistra aveva cambiato da Partito Comunista, poi attraversato varie fasi, e quindi direi che all'inizio c'è stata proprio la voglia di dimostrare tutti che c'era un nuovo modo di fare politica. C'erano anche l'opposizione, che oggi non esiste più, perché è anche cambiato il sistema politico, sono sempre più forti le leadership, purtroppo per me è un errore, non c'è più il rispetto della minoranza o dell'opposizione, ma c'è ecco, questa è la cosa più brutta, sempre uno scontro all'ultimo sangue, invece di cercare di prendere ciò che di buono ciascuno mette in campo. Quindi riconoscere anche con onestà intellettuale ciò che magari anche dalle opposizioni può nascere di buono. Per me la politica, ho fatto anche l'assessore allo sport, ma la politica deve appunto giocarsi come si gioca una partita dal punto di vista sportivo, in cui si afferma la propria capacità dimostrando la forza fisica, atletica e quant'altro, e non cercando di spaccare le gambe all'avversario. Quindi, come capita allo stadio, se le due squadre giocano bene, e poi è una bella partita chiunque la vinca. Se invece si gioca male può vincere chiunque, ma poi ci si ricorda dell'arbitro venduto piuttosto che dell'incidente. In politica deve essere così: dimostrare chi è più bravo, alla fine chi ci guadagna il territorio con opere, con interventi, azioni che poi fanno bene a tutti i cittadini. La recente pandemia, secondo lei, ha cambiato il modo di fare politica? Lo cambierà in futuro? Cambiano le priorità? Ma
Tanto la pandemia È ancora in essere, purtroppo. sì, no, ma ha cambiato soprattutto la situazione generale per tutti gli italiani e per tutti i veneti. Di conseguenza anche la politica deve confrontarsi in un modo diverso rispetto al passato, al di là della difficoltà di rapportarsi con i cittadini per i noti motivi sanitari, ma è cambiato completamente i temi. Oggi siamo in una gravissima crisi in cui la gente non ha lavoro, in cui la gente ha bisogno di risposte puntuali e precise e poche chiacchiere, insomma. Lei appunto ha parlato di persone, di imprese. Secondo lei cosa non è stato fatto e cosa si potrebbe fare oggi proprio per andare incontro a questa fascia, diciamo, parliamo di cittadini, imprese, esercenti che stanno soffrendo terribilmente questa pandemia e gli effetti di questo Covid? Allora, a situazione eccezionale non si è risposto con norme e leggi eccezionali. Le faccio un solo esempio. Si è pensato di affrontare il tema, ad esempio, della cassa integrazione con le stesse procedure di una qualsiasi crisi aziendale in un sistema normale, quando invece abbiamo avuto imprese tutte chiuse per ordine del governo, con tutti i lavoratori messi in difficoltà, ed è il motivo per cui ancora qualcuno non riceve la cassa integrazione. Quindi io sono per leggi eccezionali che semplifichino le procedure della serie tutto bon, non solo per quello che riguarda la giusto intervento, supporto delle famiglie in difficoltà, dei lavoratori che non hanno reddito, eccetera, ma soprattutto per mettere in moto il capitale privato, perché se qualcuno pensa di risolvere l'attuale situazione semplicemente con i contributi pubblici non ha capito niente. Noi dobbiamo rimettere in moto l'economia, dobbiamo rendere appetibile il nostro paese nonostante le difficoltà e quindi dare gli strumenti per poter investire. Perdoni se passo magari a un altro tema che è quello dell'emergenza sanitaria. Secondo lei come è stata gestita l'emergenza in Veneto e soprattutto il presidente Zaia sembra avere, ecco, anche per questa gestione, insomma, e questa visibilità anche che ha avuto direttamente o indirettamente la strada spianata verso la riconferma. Non c'è nessuna speranza per le opposizioni di vincere questa battaglia nei confronti di Zaia, ma partiamo dal primo punto, come è stata gestita l'emergenza. Allora, il sistema veneto nel suo complesso ha dimostrato di aver tenuto nella parte sanitaria, nella parte della protezione civile, nella parte normativa, e il presidente Zaia è stato il regista di questo momento. Abbiamo dimostrato, io ci metterei qualcosa in più, che la regione è capace di gestirsi in modo ottimale e meglio di quello che ha fatto lo Stato. E qui mi riallaccio al tema che siamo degni di gestire, e abbiamo dimostrato che questo è il caso, maggiori forme di autonomia. Quindi questo è il primo, secondo me, elemento politico. Poi evidentemente c'è stata una ricaduta concreta sui cittadini, perché poi gestire bene l'emergenza vuol dire far star meglio la gente, vuol dire dare più sicurezza, vuol dire avere meno malati, meno morti e tutti i problemi che si sono invece avvenuti in altre regioni. Verona sta giocando delle partite strategiche sul piano economico, oserei dire storiche. In questo momento Verona di cosa ha bisogno? Di lucidità, di attaccamento, di visione, di coraggio, di orgoglio? Di cosa ha bisogno la nostra città in questo momento? Ma intanto di coraggio, e cioè noi non siamo la porta di servizio del Veneto, siamo il centro del nord produttivo, dobbiamo difendere questa posizione guardando ben oltre i nostri confini, e cioè la città di Verona è troppo chiusa all'interno delle proprie mura, la provincia di Verona pensa di essere autosufficiente e ha ragione, perché voglio dire abbiamo delle imprese importanti, abbiamo un'economia ancora importante, ma non basta, dobbiamo saper fare più, dico io, politica estera, quindi sapersi rapportare e perdere un po' più di tempo con il rapporto appunto con Venezia, ma anche col governo stesso.
oggi festeggiamo quella 10ª legislatura, sono i 50 anni di storia delle regioni. Verona ha avuto un solo presidente nella prima legislatura, che era Tomelleri. Da allora il baricentro politico è sempre stato spostato verso Padova e Treviso e Venezia. E noi dobbiamo, e questa è anche un'occasione, questa legislatura, queste nuove elezioni, ribadire la centralità di Verona e eleggere, dico io anche, delle persone che sono in grado di rappresentarla con autorevolezza, capacità e tutto quello che ci va dietro. Perché secondo lei Verona non ha avuto la forza di imporre nel corso di questi 50 anni, chiaramente dopo Tomelleri, c'è qualche, non so, complesso nostro che abbiamo, non dico di inferiorità perché sarebbe una parola molto forte, però caspita, a livello politico Verona non sempre riesce a rispondere all'altezza di quella che è la storia economica, sociale della città, a parte appunto qualche rappresentante, senza fare... No, però io direi che il problema di Verona è il contrario, non si sente inferiore, si sente proprio superiore e pensando di essere autonoma, quello che dicevo prima non si confronta, cioè io conosco meglio in tutti questi anni i rappresentanti delle categorie di tutte le province, i veronesi vengono poco a Venezia e poco si fanno sentire. Quando ho cominciato, una delle cose che è cambiata sicuramente negli ultimi anni, nelle ultime legislature, è anche il rapporto degli amministratori pubblici con Venezia. Quando ho fatto l'assessore per la prima volta nemmeno sapevano cosa fosse il governo regionale. Oggi, anche mi prendo un po' di merito, siamo riusciti invece a farlo diventare elemento centrale anche per il governo del territorio. Siamo verso la fine di questa nostra chiacchierata. Forza Italia ha rappresentato per molti anni un centrodestra moderato che via via ha lasciato spazio a posizioni un po' più radicali. Allo stesso tempo Fratelli d'Italia invece ha acquisito, specie negli ultimi mesi, una popolarità grazie anche alla leader, questo bisogna ammetterlo, Giorgia Meloni, che ha saputo raccogliere attorno a sé diversi esponenti. C'è spazio, secondo lei, per ricostruire un sano liberismo in cui le imprese siano davvero protagoniste, mettendo insieme un po' queste due anime, le anime che a suo tempo, appunto, il Popolo delle Libertà aveva tentato, no, di unire? Ma guardi, allora, il prossimo centrodestra anche in regione, ma a livello nazionale, è costituito oggi da due gambe, da due colonne portanti che sono Lega e Fratelli d'Italia. Tutte le altre esperienze, penso a quella dei 5 Stelle, si sono dimostrate fallimentari. E quindi è attorno a questi due pilastri che sono complementari e anche per alcuni versi diversi tra di loro, che va costruito un rapporto, un dialogo politico per dare le risposte alle imprese e ai cittadini. Io credo che in questo momento Fratelli d'Italia sia la forza politica più attrezzata per poter fare questo tipo di proposta. Ecco. Chiaro. E non è un caso che io mi candidi con Fratelli d'Italia. Come immagina il Veneto del futuro? Ma il Veneto del futuro deve essere un Veneto che acquista ancora ulteriore capacità di rapportarsi con l'Italia, con l'Europa e col mondo. Deve tirare fuori molte idee nuove, deve prendere atto che il sistema è cambiato, che non siamo più autosufficienti. E guardi che la prova provata è la crisi delle nostre imprese, attività storiche, dalle banche, dall'aeroporto, dalle assicurazioni, che se ne parla molto in questi giorni, dalla GSM, dalle municipalizzate. Questo è un tema che la politica deve affrontare, e cioè come, rimanendo chiusi nel nostro piccolo e non sapendo cambiare per tempo, oggi veniamo in qualche modo colonizzati da chi invece ha saputo farla. Perché i veneti dovrebbero votare Massimo Giorgetti? Ma guardi, io sono l'assessore che ha promosso tutta la normativa su quello che riguarda la raccolta differenziata, rifiuti e controlli ambientali.
sono l'assessore che ha costruito e implementato il sistema di protezione civile, dai volontari a quello che è il sistema appunto dei comuni. Sono l'assessore che ha promosso alcune normative per far lavorare le imprese locali attraverso i piccoli appalti, quindi non solo le grandi opere, ma anche le piccole opere che poi sono quelle che magari risolvono anche più problemi ai cittadini. Sono l'assessore che ha lanciato il più grande piano scuola degli ultimi, oserei dire... Altro tema. No, ma certo, ma lei pensi che nella sola provincia di Verona abbiamo costruito 20 scuole nuove, all'altezza dei tempi, abbiamo fatto oltre 3.000 manutenzioni per quello che riguarda la sicurezza e quindi la sistemazione di scuole esistenti, e per questo riusciremo a affrontare anche bene quello che è l'attuale situazione. Quindi quello che io metto a disposizione è la mia esperienza, quello che ho dimostrato, sapendo che sarà la prossima legislatura un momento difficilissimo per tutti i veronesi, e cioè noi ci troveremo davanti, come dicevamo prima, a seguito della pandemia, a una crisi, a degli scenari che sono probabilmente anche inimmaginabili in questo momento. Non c'è tempo di imparare, serve operatività subito, e mi permetta, il nuovo l'abbiamo anche provato a livello nazionale, non mi pare che abbia dato grande prova di capacità. Ringraziamo Massimo Giorgetti, vicepresidente del Consiglio regionale uscente e candidato al prossimo Consiglio regionale nelle elezioni che si terranno, ricordiamo, il 20 e 21 settembre 2020. Grazie. Grazie a voi.